Con i tagli e i fallimenti di questo governo aumenta il numero delle persone che rinunciano a curarsi. Anche per questo domenica scenderemo in piazza a Palermo, in Sicilia, per denunciare lo sfascio della sanità, in particolare sanità pubblica, mentre il governo Meloni sta programmando addirittura aumenti per le spese e le armi sino a 100 miliardi, una vera follia. Dimostrano di essere assolutamente incapaci, hanno pure addirittura peggiorato la situazione di molti lavoratori col taglio del cuneo fiscale e i loro errori. Sul sostegno, sul motivo della presenza. Oggi siamo qui per offrire il nostro sostegno a tanti lavoratori precari della RAI che non hanno certezza del loro futuro, eppure sono lavoratori che ci consentono di vedere programmi di inchiesta che sono particolarmente significativi e qualificanti per il servizio radiotelevisivo pubblico. Allora siamo qui per testimoniare la nostra concreta solidarietà, la nostra disponibilità a sostenere la loro causa e soprattutto la causa del giornalismo d'inchiesta. Ne abbiamo bisogno, soprattutto con questa maggioranza che sta occupando tutti gli interstizi con una lottizzazione sfrenata che francamente non si vede dare. Rispettiamo ovviamente chi è maggioranza di governo, chi è stato votato dagli italiani, ma non credo che abbiano avuto il mandato per occupare anche magazzini, garage e tutti gli interstizi del sistema radiotelevisivo pubblico.